sorta di SOS lanciato alla Regione. Sì, questa mattina ci siamo trovati con tutti gli assessori e poi anche con le aziende perché c'è grande preoccupazione per quello che potrebbe accadere sul servizio di trasporto pubblico locale, perché a fronte dei tagli, in questo momento non sono quantificabili, però sembrano annunciarsi piuttosto pesanti, potrebbe prodursi un effetto perverso per cui andremo verso o un aumento delle tariffe esageratamente oneroso per i cittadini e nessuno di noi è intenzionato a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, dall'altra parte una riduzione dei servizi che significherebbe ancora una volta scaricare sui cittadini che si muovono, con effetti fra l'altro a cascata, perché avremo anche un aumento della congestione all'interno delle città, un aumento dell'inquinamento, vorrebbe dire contraddire le politiche che abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni. Devo dire che tutte le amministrazioni di centrodestra e di centrosinistra che erano presenti questa mattina manifestano uguale preoccupazione, perché gli effetti fra l'altro potrebbero poi riversarsi anche sul numero degli addetti, perché se si riducono i servizi non abbiamo bisogno di tutto il personale che c'è oggi e licenziare in questo momento in una situazione già difficile significherebbe drammi che nessuno di noi vuole nemmeno mettere in conto. Per questa ragione nelle prossime settimane abbiamo chiesto a tutte le città e tutte le province un incontro alla Regione affinché la manovra per quanto riguarda la Regione possa essere il più equilibrata possibile, non vada a toccare, non vada a incidere, se non in modo, ci auguriamo, il minimo possibile sui servizi pubblici essenziali che sono quelli del trasporto. Possiamo fare un'ipotesi di cosa potrebbe accadere a Padova? L'entità però presunta, stiamo parlando sempre di ipotesi, quelle che abbiamo fatto come numeri, di circa 3 milioni e mezzo di euro, addirittura 4 per il prossimo anno, che è una misura draconiana. Basti pensare da un numero che un 10% di aumento del prezzo del biglietto porta nelle casse dell'azienda circa 1,1 milioni. Si dobbiamo fare i conti a quanto dovrebbe schizzare la tariffa, cosa che siamo preoccupatissimi ovviamente, e devo dire che appunto questa grande solidarietà da parte di tutte le amministrazioni io mi auguro che possa produrre degli effetti nei confronti della Regione, perché i tagli devono esserci dove ci sono margini. Qua abbiamo già la più alta capacità, più alta efficienza da parte delle aziende in assoluto in Italia, e la Regione Veneto è la terzultima come erogazione alle aziende a livello nazionale, quindi più di questo non si può andare sopra.